Benvenuti, oggi è venerdì 18 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 19:48. La luna sorge alle 23:31 e cala alle 13:06. Oggi la Chiesa celebra Santa Elena Imperatrice. Il nome Elena è di derivazione greca e vuol dire fiaccola, scintillante, splendente. Il suo numero fortunato è il 4, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo l'oro. La verità sul cioccolato ve la dico io, in quantità moderate fa bene alla nostra salute, ha effetti positivi sull'umore, sulla pressione sanguigna e persino sulla memoria. Ecco perché il cioccolato fondente, con la sua maggiore concentrazione di cacao, è particolarmente salutare per noi. Però non so come dirvelo, ecco, purtroppo il gelato non vale. Sono 87 oggi gli anni per Robert Redford, leggenda del cinema. Nato in California, da ragazzo attraversa un periodo di crisi dopo la morte della madre e si dà all'alcol. Lo salva la recitazione. È protagonista di film cult come A piedi nudi nel parco, La stangata, I 3 giorni del Condor e Tutti gli uomini del presidente, oltre che Proposta indecente. Quindi passa alla regia, che gli frutta l'Oscar per Gente comune e fonda il Sundance Festival, manifestando sempre grande impegno politico. Compie 80 anni Gianni Rivera, uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Nato ad Alessandria, debutta in Serie A non ancora sedicenne. Passa subito al Milan, squadra con cui rimane per il resto della carriera, vincendo 3 scudetti e 2 coppe di campioni. Fantasista geniale, con la nazionale conquista l'Europeo in casa nel 1968 e arriva in finale al Mondiale del 1970, dopo aver segnato lo storico 4-3 nella semifinale con la Germania. Nel post-calcio diventa dirigente del Milan, quindi entra in politica, arrivando alla carica di sottosegretario alla difesa nei governi di centrosinistra. Infine buon compleanno all'attrice e presentatrice sarda Maria Giuseppina Cucciari, meglio nota come Geppi, che oggi spegne 50 candeline. Lanciata in TV dalla trasmissione Zelig, arriva alla conduzione di tanti programmi, da Le Iene a Per un pugno di libri. Al cinema la ricordiamo in Grande, Grosso e Verdone. Sono tanti i record del siracusano Enzo Maiorca, campione di immersioni. Uno risale al 18 agosto del 1973, quando nel mare di Porto Venere, in Liguria, scese in apnea a 80 metri di profondità, fissando il nuovo primato mondiale. Lo sapevate che i muscoli si muovono anche quando siamo fermi? Per farci stare seduti, ad esempio, il cervello deve attivare 300 muscoli, in modo da riuscire a mantenere l'equilibrio. Ecco perché ci sentiamo sempre stanchi. Non perdete l'appuntamento con Marco Amato per l'oroscopo di oggi. Buongiorno ai 12. Oggi i valori di terra spiccano sulla ruota zodiacale. Vediamo perché e che significa. Ariete, la vostra voglia di concretizzazione a volte può essere un pochino proterva, quindi forse non esagerate esponendo o parlando in continuazione di quello che volete fare. In amore invece vi servirà mettere alle strette la persona che vi piace. Toro, vi farà piacere sapere che oggi la giornata è splendida e che passione e cuore oggi brillano in una maniera molto piacevole. È proprio il toccasana e la vacanza che vi serviva. Sicuramente almeno nella passione troverete l'intimità di coppia che vi era molto mancata. Gemelli, giornata quanto mai interessante, visto che la luna vi propone tutta una serie di cognizioni, a volte anche un po' fastidiose, su cose e persone. Ciò non di meno non mancherà a voi sorridere sornioni e tutta una serie di carte scoperte di persone che hanno giocato forse un po' sporco. Cancro, giornata di oggi assolutamente favorevole per tutto quello che riguarda la comunicazione, l'azione e gli affetti. Questo desiderio comunque di intimità e di contrazione ha portato bene, proprio perché state ritrovando l'intimità con il partner e le intese con i vostri rapporti primari. Leone, giornata oggi che prevede una lucida e oggettiva organizzazione. Se capitanata da voi, oggi sarete felici e tutto andrà bene. Non ammetterete nessuna interferenza, neanche
che dal partner. Vergine, giornata oggi ricchissima di emozioni, di comunicazioni e di benessere e anche un po' di passione. Cercate quindi di sfruttarla al meglio. Coraggio, vivete una relazione, è quello che vi serve. Bilancia, giornata incredibilmente piena di pensieri e di emozioni. Sole e Venere comunque sono dalla vostra parte, vi fanno belli e al centro dell'attenzione. Qualcuno vi corteggia, ad alcuni direte no e forse rischierete di perdere anche un viaggio, ma proprio voi non ci starete a declinare. Scorpione, la giornata di oggi prevede Sole e Venere ancora in quadratura, ma Luna, Mercurio e Marte di sottecchi vi danno molto più che un aiuto, proprio perché potreste rivalervi su tutta una serie di cose da cui pensavate di essere esclusi. Se pensate che qualcuno vi abbia trattato male, non parlatene con terzi, ma riservatevi a tempo e luogo di affrontare le persone in maniera singola ed individuale. Sagittario, giornata oggi che vede sempre gli entusiasmi di Sole e Venere, ma Luna, Mercurio e Marte vi rendono suscettibili e a volte proprio nervosi, quindi non inimicatevi persone inutilmente e soprattutto non sentite l'esigenza di dire per forza quello che pensate, soprattutto in dinamiche di gruppo in cui magari rischiando di dire qualcosa si può offendere un terzo. Capricorno, giornata molto interessante visto che Luna, Mercurio e Marte finalmente vi mettono a tu per tu col problema. Vi siete gelositi e siete un po' possessivi. Un ipercarico di pianeti vi rende un po' troppo intensi. Calmatevi e non avete nulla in fondo da rimproverare al partner. Siate sereni. Acquario, giornata oggi che passa assolutamente inosservata magari sotto gli occhi degli altri, mentre invece dentro di voi si agitano tante nuove idee che volete applicare. Una fulminazione, un colpo di genio, una speranza, un bagaglio di qualcosa che vi porterete dietro, che vi allieterà da voi stessi, per voi stessi. Pesci, giornata oggi che prevede una luna un po' antipatica. Questa luna agisce molto su Saturno e la prospettiva del passato rischia di inficiare il presente. Questo è un errore da non commettere, soprattutto se Mercurio e Marte vi danno comunque la possibilità di chiarire alcuni discorsi troppo a lungo sottaciuti. Scommetto che sei un videomaker e hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV. Beh, in questo caso Antena Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti scappare questa opportunità. Secondo gli storici, il suo è stato il più grande impero di tutti i tempi, un'estensione immensa, dalla Cina alla Russia fino al Medio Oriente e all'Europa orientale. Questo era il territorio sotto il controllo di Gengis Khan, considerato un genio militare. Il capo mongolo, uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi, secondo gli annali morì il 18 agosto del 1227, a 65 anni. Per alcuni storici dopo una lunga agonia causata da una caduta da cavallo durante una battuta di caccia. Immaginatevi di essere al centro commerciale e di incrociare quella persona che proprio non avete voglia di salutare. Bene, non preoccupatevi perché anche agli inglesi succede. Loro lo chiamano hiding in plain sight, cioè nascondersi o passare inosservati in luoghi molto frequentati. Vuoi rimanere aggiornato su tutti i nostri programmi? Iscriviti subito al nostro canale YouTube Sicilia Play. È il 18 agosto del 1634, quando Urbain Grandier sale sul rogo. Prete famoso per le sue abitudini libertine, specie con le sue parrocchiane. Il suo nome è legato al più famoso caso di possessione demoniaca della storia. La badessa e le suore del monastero delle Orsoline iniziano a vedere creature demoniache durante la notte. Grandier fu accusato di stregoneria e patto col diavolo, subì torture brutali e fu condannato alla morte. Nel 1971 il film I Diavoli, ispirato al libro di Huxley e diretto da Ken Russell, fu accusato di blasfemia e sequestrato, ma alla fine fu assolto dalla Cassazione. Ci salutiamo con la frase del giorno: se stai a Beverly Hills troppo a lungo, diventi una Mercedes. Appuntamento fisso con l'almanacco domani alla stessa ora, vi aspetto!